Buonasera a tutti, eccoci di nuovo dopo l'incontro di questa mattina con il candidato sindaco Marco Gasparinetti. Oggi pomeriggio, questa sera, non so se sia sera o pomeriggio, ma insomma siamo qui con Stefano Zecchi. Benvenuto. Grazie. Stefano, grazie per essere qui, del Partito dei Veneti. Questo è il quinto incontro del ciclo di incontri che facciamo con i candidati sindaco e solito rituale, diciamo prima del dialogo con Stefano, abbiamo i due fratelli Trevisan che come maestra mia li ringraziamo infinitamente per averci ospitato finora con tanto amore, tanto affetto, che li cambiamo. Grazie. E anche tanta qualità, perché comunque lei è un professore d'estetica, quindi il giudizio sulla qualità dei meglio di lei non c'è nessun altro a dare un giudizio. Ecco, allora noi, augurandole chiaramente un in bocca al lupo, abbiamo un semplicissimo pensierino e niente, ringraziando che è il nostro ospite qui nel nostro showroom. Grazie per la vostra ospitalità. Grazie a lei. Grazie di cuore. Buon lavoro allora. Buon lavoro. Grazie. Bene. Tribuna Amministrative 2020. Andrea Sperandio, di Mestre Mia, dialoga con i candidati sindaco al Comune di Venezia. Eccoci qua, intanto benvenuto, grazie, ti chiedo come stai? Per ora bene. Per ora bene. Il tuo amico Berlusconi intanto si è preso anche lui il Covid, giusto? Sì, poverino, sì. Poverino. E c'è anche qualche idiota che gli ha augurato di andare all'altro mondo. Ecco, queste mi mettono tristezza, Sì, Stefano, sì. sai? Queste E cose ti dirò di più, un professore universitario. Tu pensa che tipo di educazione può dare un professore universitario che comunque, al di là della scientificità del suo insegnamento, deve sempre avere un rapporto costruttivo, formativo con l'allievo, uno che ha il coraggio di dire pubblicamente una cosa del genere. Perché io posso capire che uno tanto rubiamo a questo dialogo, rubiamo altri 2 minuti. Ma la notizia è venuta fuori? Sì. A mezzo? Sì, io leggo tutti i giornali attraverso una rassegna stampa che ho. Non l'avrei neanche pubblicato, io guarda, ti dirò. Perché una cosa del genere penso faccia male a tutti, indistintamente. Non c'è nessuno che possa dire uno può avere un sentimento no? di avversione, tutto quello che vuoi, però a un certo punto c'è anche un senso etico dell'estetica. Lui ha fatto una cosa brutta, eticamente non accettabile. Sì, un senso etico dell'estetica, bellissimo, devo segnarmela. Prego. Bene, intanto ti ringrazio e come detto prima io ringrazio i fratelli Trevisan, Massimo e Alessandro Trevisan, perché stiamo quasi diventando amici, no? Si sono manifestati sempre con molto affetto, come dicevo prima, e questo showroom che ci hanno messo a disposizione ci dà la possibilità in primis di avere un salotto, un ambiente elegante, diciamo carino e adatto per l'occasione, e poi ci dà anche la possibilità di vedere le persone che escono di casa, si muovono, le macchine che passano, il passeggio delle persone, ci fa sentire molto dentro il contesto anche di quello che poi andremo anche a discutere. Quindi grazie ancora di questo. Saluto Maria Laura Faccini che ha condotto i primi 3 appuntamenti, io ho fatto il 4 questa mattina, faccio il quinto con il candidato qui presente, ringrazio Francesco Brunello alla regia e Sabrina che fa le fotografie e il presente amico di Mestre Mia, Alberto Rusconi, che è qui anche lui, ma al momento non lo vedo. Volevo solo ricordare che il video sarà poi, a parte la diretta che la gente potrà vedere, potrà anche condividere, ma il video sarà poi formattato e disponibile su YouTube cercando Amministrative 2020 indicando il nome del candidato e lì troverete tutto. Dunque, Stefano Zecchi, un breve profilino giusto per non togliere tanto tempo, perché ne stiamo anche perdendo e le domande, sai, poi sono tante.
e non dobbiamo sforare con i tempi. Dunque tu sei nato a Venezia il 18 febbraio del 1945. Sei un filosofo, accademico, scrittore, giornalista, opinionista italiano, ex professore ordinario di estetica presso l'Università degli Studi di Milano. Sei stato assessore alla cultura ai Comune di Milano dal 2005 al 2006, quindi penso sia tutto corretto. Ultima cosa, preferisci che ti dia del lei? Ti do molto volentieri del lei, come ho fatto con gli altri, no, per una questione... tu. Ti ringrazio. Allora Stefano, sono stato 10 anni in Consiglio Comunale a Venezia. 10 anni sei stato? Sì, con il sindaco Costa e poi col sindaco Orsoni. Per la verità 9, perché poi, come sapete, Orsoni è stato sì, inquisito e si è dimesso. Ok, benissimo, aggiorneremo anche questo, grazie Stefano. Dunque, per cominciare, a me piacerebbe riprendere con te più o meno da dove ci siamo lasciati. Era il 2018, dove noi ci siamo incontrati, abbiamo anche condiviso una questione molto importante a cui credevamo all'epoca e siamo ancora della stessa idea, naturalmente, che era il referendum, giusto? Sì. Ti chiedo, cosa è successo con il referendum? Ma il referendum, si sa, è stato vinto dall'astensione e dal no, fondamentalmente, e questo porta necessariamente a rivedere tante posizioni, perché la democrazia chiede sempre molta attenzione alla volontà popolare e quindi il rispetto della sua volontà. Allora a quel punto lì, archiviata la questione del referendum, il pensiero andava a come tenere nel modo migliore integrate la città sulla laguna e la città sulla terraferma. Ecco, cosa è successo? È successo che ci sono state tante parole, tanti incontri e tutti molto evanescenti. La proposta seria, vera, è stata quella del Partito dei Veneti, che ha una forte vocazione autonomista e che mi ha convinto alla mia, se posso dire, giovane età, a impegnarmi in un percorso che è complesso, difficile, cercando appunto di capire come queste due realtà urbane, torno comunque sul passato, inevitabilmente e oggettivamente diverse, potessero integrarsi nel modo più opportuno, più valido per i suoi abitanti. E per finire questa risposta, la convinzione che ho appunto ricevuta da questa formazione politica, Partito dei Veneti, è che l'assoluta autonomia di Venezia nel suo complessivo contesto è alla base di quel progetto, e quindi io mi sono sentito di sposarlo, perché Venezia ha bisogno di una autonomia assoluta. Posso andare avanti, certo, questa roba qua. No, voglio sentire la prossima domanda. No, sicuramente. Allora, tu sai che la nostra associazione Mestre Mia, un'associazione culturale, lavoriamo molto sui social, lavoriamo molto con le persone che ci seguono da casa, con l'incontro, quindi questo si sa. Comunque abbiamo 300 persone, diciamo, iscritte con tessera, siamo molto seguiti in città, e dunque quando abbiamo comunicato che avremmo fatto degli incontri con i candidati sindaco, le persone hanno cominciato a scriverci, a mandarci delle domande, a spulciare un po' di qua, un po' di là. Io devo dirti la verità, che di questa cosa non me ne ricordavo neanche, e sono andato poi a vedermela questa mattina. Io solitamente mi alzo alle 4:30 della mattina, quindi mentre lavoravo mi sono ascoltato una vecchia registrazione che Mestre Mia, di un'intervista tua fatta a Mestre Mia dalla giornalista Marta Artico. Allora, era il 2018, in un'intervista che ti fece Mestre Mia, tu in maniera decisa, secca, quasi lapidaria, dichiarasti: Zecchi non sarà mai
sindaco di Venezia. Vedi come io... Cosa è cambiato, professore? Chiedono, quando vengono fatte queste dichiarazioni, si spera forse che vengano dimenticate? No, questo no, però cambiano le prospettive, la vita va avanti. Quel momento lì era obiettivamente uno dei momenti in cui questa prospettiva non l'avevo neppure nell'anticamera del cervello. Poi io francamente nella mia vita ho cambiato diverse volte opinione e forse sbagliando, certo, ma Oscar Wilde diceva che solo i coglioni non cambiano opinione. Non ti dico io quante volte cambio opinione. No, mi succede di cambiarlo. Quindi è certo, forse quella volta lì... ma sono convinto che oggi la scelta è giusta, la scelta che ho fatto è giusta per un motivo, perché comunque vada, adesso parlando anche con i giovani e i meno giovani che ci stanno dando una mano, mi accorgo che noi abbiamo un'idea di Venezia e della terraferma che poteva essere, che non è stata e che potrebbe essere in futuro. E quello che mi stupisce è che non si sia mai pensata una realtà come quella di Venezia e Mestre che abbia una prospettiva futura. Semmai di una cosa oggi sicuramente rivedrei, la radicalità con cui io mi sono espresso per il referendum. Perché? Perché candidandomi ho cercato di studiare un po' la situazione e il progetto che noi stiamo portando avanti vede in un modo integrato ma molto positivo economicamente e culturalmente il rapporto tra queste diverse realtà, quella della terraferma e quella della città lagunare. Vedi, noi insistiamo anche nello slogan che ho voluto far mettere, Venezia capitale d'Europa. Questo richiede uno statuto speciale, non una legge speciale, uno statuto speciale. Lo statuto speciale, quando ne parli, per colpa di chi ci ha amministrato, sembra una cosa fantasiosa, fuori dal mondo. Lo hanno più di una trentina di città europee, da Berlino, Vienna, Hamburgo, Brema, eccetera. Ed è sempre stato assegnato alla peculiarità di una realtà urbana. Non perché io sia bravo, ma perché vedo quello che stanno facendo a Milano, stanno mettendo insieme le carte per avere anche a Milano uno statuto speciale. Tu citi spesso Milano, eh? Sì, perché è l'esperienza che io ho fatto, perché anche come assessore è stato più lungo il tempo che non quello definito poi statutariamente, eccetera. Lo cito spesso perché quando noi siamo andati al governo della città, dico noi col sindaco Gabriele Albertini, abbiamo girato la città immobile per via di una lobby di architetti, insomma l'ho scritto, anzi loro poi mi hanno anche accusato, eccetera, eccetera, che era una lobby di architetti importanti, da Gregotti, Gaolenti, che avevano bloccato lo sviluppo di Milano. Abbiamo incominciato a prendere i terreni per fare Expo, poi abbiamo girato tutta la zona della fiera, abbiamo fatto City Life, poi abbiamo, forse lo saprai, la zona delle Varesine, quella un po' avanti della stazione, era un luogo di malavita, di droga, certo, di prostituzione. Oggi ci sono via Como, dove c'è il grattacielo, il giardino verticale. Oggi è una delle città, uno dei luoghi residenziali più cari di Milano. Sì. Ora questo, e vediamo a Mestre, proprio questa, e poi parliamo di Venezia lagunare, proprio questa esperienza mi ha portato a ricercare un piano di sviluppo urbanistico di Mestre. Non c'è. E io mi chiedo, ma è mai possibile? Con questo UAV che è un po' il totem di una realtà culturale che diventa anche politica, è possibile. Ma noi a Mestre c'è, credo, l'unica stazione, per quanto mi riguarda, di sapere in Europa, che si apre su una strada, non su uno slargo, non su una piazza,
cosa indegna. A mie spese ho fatto fare una ricerca su un possibile sviluppo urbanistico della città. Naturalmente questo comporterà, se per caso diventassi sindaco, ma se no lo regalo. Naturalmente le linee guida per poter fare un bando internazionale con tutti i crismi. Allora, Mestre potrebbe avere quello sviluppo che è tipico di quelle grandi realtà che vivono a ridosso di un'altra grande realtà tradizionale come è Londra, la Greater London. Io ho detto, qui voi potete pensare a Mestre come la City di Venezia, un luogo di attrazione di capitali immensa, perché è lì che vanno a prendere le grandi holding spazi, perché sanno che c'è possibilità di sviluppo. E cosa c'è più possibilità di sviluppo di una realtà urbana affacciata sulla città più bella del mondo? Non ho finito là. Porto Marghera, che naturalmente è fidelizzata, diciamo così, a Mestre. Porto Marghera, è mai possibile, mi chiedo, che si sapeva da 20-30 anni che la chimica avrebbe finito il suo passo? È mai possibile che non sia stato fatto un processo per una green economy? Ho fatto fare anche uno studio. C'è qualcosa? Ho fatto fare anche uno studio su Porto Marghera. Allora, è lento, ma c'è. Ecco, Porto Marghera, quello che io ho visto, mi hanno fatto vedere, ha una realtà strutturale che è molto simile alla zona sud della Low Manhattan. Quel Low Manhattan si chiama The Battery, oggi è il Battery Park, è un luogo che dà le immagini che forse qualcuno di voi, che più o meno alla mia età, qui purtroppo non c'è nessuno, fronte del porto Marmorbrato, un luogo dissestato, è diventato uno dei luoghi... South Manhattan. Bravo, South Manhattan. Un grande parco, un centro per la vela, un centro di rimessaggio degli yacht. Guarda, io ti devo dire, sono stato e ti rendi conto che è un'altra città, no? Bravo. Ma completamente diversa. Tu dici non sono a New York, ma sono a New York. Sì, sì. Sai che poi in lontananza vedi i grattacieli, vedi la parte centrale. Comunque torniamo a Mestre. E quindi Mestre. anche qui dicevo Mestre, Marghera. Quindi per finire, è veramente, ecco perché dicevo, oggi ripenserei tutto il problema della radicalità del referendum, perché in realtà c'è la possibilità di una relazione organica tra le due realtà urbane che potrebbe essere produttiva per l'uno e per l'altro. Venezia, lo sappiamo, quello che è, uno statuto speciale per un suo ritorno alla residenzialità, che è fondamentale, una nuova sanità, l'ospedale al mare è stato distrutto, l'ospedale San Giovanni e Paolo è in Mitello, è una nuova fiscalità e mi viene quasi da dire agli abitanti di Mestre, in realtà l'ho già detto, tenetevi la casa, perché come sono triplicate le rendite fondiarie di chi aveva la casa in una zona un po' degradata come era la zona della Fiera, è assolutamente degradata come era la zona del Garibaldi, Varesina, ecco, tenetevi là perché le abbiamo triplicate. Ascoltami Stefano, qual è il tuo concetto di qualità della vita? Ma è quello di star bene, di poter essere felici. E sai qual è il segreto della felicità? No, adesso io faccio il professore interno. Certo. Cioè, qual è il segreto della felicità? È essere felici di quello che si ha, non desiderare quello che non si ha, perché quello ti porta generalmente a una continua tensione emotiva, bisogna anche avere un senso che poi magari rischia anche di diventare ossessiva. Ma certo, nevrotica. Io questa cosa qui l'ho imparata perché io ho avuto una gravissima malattia. Quando hanno scoperto che non era un tumore non sapevano più come curarlo, ho avuto un grave problema alle corde vocali provocate da un virus. Anche per quello io dicevo prima attenzione ai virus, non state a scherzare, mettetevi la mascherina, che mi ha reso totalmente afono e non si sapeva come avrei potuto guarire. E siccome ero già un professore universitario a Milano, non facevo il taxista che posso star zitto, sono stati 10-12 mesi di un dolore enorme perché nessuno mi diceva come sarei, se sarei potuto guarire. Io sono guarito, infatti
anche imparato, tu mi dice, ma quindi ti parli di quanti anni fa? È stato nell'86. Ah, ok, quindi non sei più un malato oncologico? No, no, 86. Perché lo sai, no, ma non era, 13 anni. Non era un tumore, era proprio un virus neurolettico che mi ha bruciato la corda ricorrente, il nervo ricorrente. Sono andato poi in India, ho insegnato 3 anni all'Università Tagore di Calcutta, 3 mesi il primo anno, 9 mesi il secondo, 3 mesi l'altro, 20 anni insegnato. E lì ho imparato a capire qual è il senso forse più semplice della vita. Loro hanno un proverbio che quindi ti spiega quello che dicevo prima sulla qualità della vita. Hanno un proverbio che dice: nuota con la corrente, perché dice se tu vai controcorrente vai a fondo, se tu ti fai trasportare dalla corrente fai quello che vogliono gli altri, se sai nuotare con la corrente capisci che tu hai qualche buona piccola possibilità di dare una direzione accettabile. Allora, intanto voglio dire agli amici che ci stanno seguendo in diretta, è un piacere parlare con il professor Zecchi e potremo stare qui ad ascoltarlo minimo 5 ore. Lo dico, ho detto 5, no? Ho voluto esagerare, però è la realtà, quindi non vi preoccupate perché adesso cercherò di inanellare tutta una serie di domande che riguardano la nostra città di Mestre. Allora, siamo a settembre, il settembre mestrino, tu sai benissimo che cos'è, sta scomparendo per i mestrini, era un mese in cui si festeggiava, diciamo, la mestrinità. Oggi ci troviamo dentro questo contenitore delle città in festa, tu sai benissimo di cosa sto parlando, e un po' alla volta comunque si è perso questo sentimento legato al territorio. Nel 2015, ti ho fatto la premessa, ma nel 2015, dopo l'insediamento dell'attuale sindaco Luigi Brugnaro, venne sospesa la festa di San Michele del 29 settembre. Tu sai benissimo cosa rappresenta per qualsiasi città d'Italia comunque l'attesa di festeggiare il santo patrono, lo sappiamo bene tutti. Non ritieni che questo alla città abbia rappresentato una sorta di sfregio in qualche modo, no? Perché ce lo portiamo appresso tutti i giorni, perché è un qualcosa che quando ti viene a mancare lo cerchi e poi si instilla dentro anche un sentimento di rabbia, se vogliamo, perché dici perché io non ho più questa festività che mi portava a tutta una serie di incontri, di festeggiamenti e di relazioni poi, perché è di questo poi alla fine che viviamo tutti i giorni. Certo. Come la pensi a riguardo? No, innanzitutto mi chiedo e poi faccio come Marzullo, mi faccio la domanda e mi do la risposta. Cioè mi chiedo perché l'ha abolita e mi do una risposta, perché probabilmente non ci guadagnava. Ma quale altro motivo c'è per togliere una festa di tradizione? Cioè, o uno delira oppure uno guarda la sua convenienza. Poi andando avanti è chiaro una cosa, noi viviamo di storia, noi siamo soggetti storicamente determinati, quello che siamo quello che eravamo, quello che erano i nostri genitori, i nostri nonni e che ci hanno lasciato in eredità. L'eredità è un'eredità del cuore, è un'eredità dello proprio spirito. Sì, hai detto bene, del cuore. È un'eredità del cuore, cioè, e questo, vedi, quando mi capita sempre di poi alla fine di fare il professore, quando c'è incertezza sulla strada da seguire, uno deve cercare di conoscere la storia, perché è la storia che ti insegna dove andare. E allora quando si cancellano le tracce della storia, come questa cosa grande e piccola nello stesso tempo, piccola perché è una festa, grande perché è una grandissima tradizione, significa che non c'è rispetto per la propria storia. E quando uno, finisco subito, non ha rispetto della propria storia, da questo uno c'è da aspettarsi di tutto. Sono persone, adesso indipendentemente, lo dico come dire, urbi et orbi, sono persone socialmente pericolose. D'accordo, quindi per continuare questo discorso, la domanda seguente era questa, insomma,
lo spunto un po' di riflessione. La valorizzazione del territorio rispetto alla storia e delle tradizioni della nostra città, credi possa essere tenuto maggiormente in considerazione con l'arrivo di un nuovo sindaco o di te come sindaco? Noi qui stiamo un po' soffrendo per quanto riguarda i simboli, tutto ciò che riguarda la nostra storia, come dicevi tu. La nostra storia noi vogliamo farla conoscere ai nostri figli, ma anche alle scuole, cioè dare uno spazio, voglio dire, all'interno di questo. Le associazioni stanno facendo quelle associazioni che riescono ad operare nel territorio, stanno procedendo in tal senso. E devo dire, essendo noi un'associazione culturale, anche con molte difficoltà, perché tu sai benissimo che, come è successo per il Comune di Venezia, il sindaco attuale per esempio è molto attaccato al discorso del bilancio, quindi ogni sorta di aiuto anche per delle iniziative culturali eccetera non è date a nessuno per tanto tempo, non si è visto niente, no? Dunque quello che chiediamo al sindaco che sarà eletto, se non sarà riconfermato, Brugnaro, è un'attenzione particolare verso questo aspetto. Guarda, la prima cosa è che questo tipo di insegnamento deve venire dalle famiglie, poi deve venire dalle scuole e la politica deve diventare il tramite che collega queste diverse energie, famiglia e scuola. E in particolare proprio la politica amministrativa della città, quindi non la grande politica, che avrebbe anche lei delle sue responsabilità, ma innanzitutto la figura dell'amministratore della città, come l'amministratore del condominio, è quello che cerca di tenere insieme le istanze del palazzo che amministra. Allora, questa questione è cruciale perché senza una visione simbolica della vita i ragazzi non possono crescere. Non crescono, sono sradicati, è un po' come il fenomeno del rizoma, cioè quelle piantine che crescono sui greti dei canali, che se le tiri su, a un certo punto non sai dove c'è la testa e dove c'è la radice, il tutto è uguale al niente. E senza la simbolicità dell'esistenza noi andiamo incontro a quello che oggi è la vera malattia spirituale del nostro tempo, che è il nichilismo, dove il tutto e il niente finiscono per essere la stessa cosa. E questo succede perché non c'è il sentimento di quelle differenze simboliche che ci caratterizzano. La vita è fatta di queste differenze simboliche perché rappresentano le nostre identità, le nostre storie, la nostra cultura. E se una famiglia, per modo di dire, non ha questa forza di insegnare la cultura simbolica della propria realtà familiare. Se la scuola è così incapace attraverso i suoi professori, chi sono? Io sono vissuto nella scuola, mia mamma era maestra al Lido, mia moglie insegnante alle medie, e speriamo che mio figlio non insegni perché sarebbe ecco, se la scuola non è in grado di fare questo, allora diciamo così, la realtà amministrativa, comunale, sindaco, gli assessori devono cercare di suggerirla se non incentivarla. Conosci la storia di Mestre? Hai letto qualche libro a riguardo? La storia precedente il Novecento ha lasciato quali tracce nella città e quale ruolo dovrebbe avere il Comune nella tutela delle testimonianze storiche? Io so questo, che a un certo punto i mestrini si svegliano, cos'era, 1927, 26, si svegliano e non sono più mestrini e sono diventati persone legate al Comune di Venezia. Decreto Reggio? Decreto Reggio, sì. Era il decreto che Mussolini ha fatto in analogia con quanto è accaduto alla città di Imperia, dove ha messo insieme, dove lui aveva fatto il maestro, si vede che qualcuno dove lui aveva messo insieme due realtà urbane molto diverse, che è Porto Maurizio e Oneglia. Marghera e Mestre. Bravo, Marghera e Mestre. E allora cosa c'era come visione? Io sono convinto che fosse grande la visione
del conte Cini, Gaggia, Volpi. Voleva tenerci sotto controllo, sicuro, diciamolo. Ma sicuro, voleva aprire una realtà economica più controllabile, che fosse gestita immediatamente da un punto di vista di un controllo sociale, di un controllo economico. Gli serviva quella realtà lì, cioè aveva quello che oggi, prima si diceva il Sud Manhattan, loro avevano visto in quegli anni 20 che quella poteva essere un grande polo dello sviluppo della città. Sì, sono stati lungimiranti. Lungimiranti, nello stesso tempo cosa è successo? Ma siccome poi io ho memoria, io posso ricordare che quasi, o dico quasi per non contraddirmi, ogni sindaco di Venezia aveva sempre pensato all'autonomia di Mestre da Venezia. Cioè, io penso che tu faccia anche un bel riferimento al carissimo Mario Rigo, certo. che purtroppo è scomparso lo Certo. scorso novembre. A Mario Rigo, e se vuoi anche la querela che ebbe con gli altri socialisti, De Micheli, certo, eccetera, che erano, diciamo così, più conservatori alla fine, perché volevano mantenere, erano più social-comunisti, diciamo così. Diciamo che spendo anch'io un mezzo secondo per Mario Rigo, altro uomo di lunga lungimiranza, Sì. vero? Eravamo amici. Aveva una visione, io ho avuto modo di conoscerlo per poco tempo, purtroppo, ma aveva veramente una visione che fatico oggi a vedere nelle persone. Sì. Va bene, a parte questo, senti c'è qualche cosa che a modo suo crea anche delle preoccupazioni, ma anche per tante ragioni. Mi riferisco a quelle delle municipalità. Io non so se sbaglio, forse di aver sentito anche te una volta una tua dichiarazione e dire qualcosa in merito, e facevi sempre quel paragone che ti dicevo prima. Tu parli spesso di Milano, che Milano non ha voluto allontanare, cioè ha voluto in qualche modo tenere separate le due cose, no? Il comune con le municipalità, per non perdere i collegamenti, diciamo. Ovviamente in ogni municipalità noi ci troviamo una chiesa, una scuola, un punto di ritrovo, una palestra, e perdere la municipalità significa anche questo, non dico perdere, per l'amor del cielo, ma disperdere qualcosa sì. Cosa mi dici riguardo le municipalità? Dunque, io sono convinto che le municipalità a Venezia sarebbero state fondamentali se funzionavano. Milano ha una struttura urbana totalmente diversa. Ricordiamo che Milano nel 13 mi sembra. Sì. Ha una struttura urbana più semplice. Qui se io devo andare da Pellestrina a venire qui ci metto 90 minuti. Io in 90 minuti a Milano attraverso il diametro della città 10 volte, con la metropolitana, 10 volte. Qui sono fondamentali proprio perché le esigenze di un abitante di Pellestrina, San Piero in Volta, sono così diverse dalle esigenze di qui che assolutamente andrebbero valorizzate. Allora io ti dicevo, nei 10 anni che io sono stato in comune, le municipalità purtroppo non funzionavano e quindi a quel punto lì diventavano una spesa inutile. Come possono funzionare? Se tu ottieni un vero decentramento, allora si coglie una filiera per cui la municipalità stabilisce che quella strada lì a Pellestrina ha valore di mercato, si fa, e non può venire l'assessore, che so, le infrastrutture a dirmi che non si può fare per un suo motivo. Allora, se c'è questa garanzia di responsabilità e di delega dei poteri, allora le municipalità tornano a funzionare, ma se no finiscono per essere o delle casse di risonanza di questo piuttosto che di quello, o delle perdite ma hanno anche dei costi in questo momento, o delle perdite oggettive di denaro. Allora c'è un problema anche erariale. Sì, però
Quando il problema dei soldi, soprattutto in amministrazione pubblica, diventa determinante su tutto, lì io ho sempre grandi sospetti, perché non è vero che è così. I soldi ci sono quando si vogliono tirare fuori e le municipalità possono avere delle funzioni importantissime di presidio proprio sulla sicurezza, di presidio sul lavoro, però devono funzionare e devono essere forme amministrative delegate. Se questo non accade, allora davvero è inutile. E non mi si venga a dire che però è una spesa, diventa una spesa inutile come sempre se le cose non funzionano e sono delle appendici inutili. Quindi se tu diventassi sindaco? Allora, dico subito, noi abbiamo provato a mettere in campo delle municipalità e non ci siamo riusciti. Non ci siamo riusciti per un motivo semplice, perché o tu prendi delle persone realmente di quel luogo, di quel posto e non spostate come dei birilli di qui e di lì per convenienza, allora funzionano. Ma se tu prendi la persona di Mestre e dici senti fammi il favore, tu candidati alla municipalità del Lido, no, questo non funziona, non può essere. Dovrebbe anche essere proibito, cioè la municipalità, e io avevo insistito molto con gli amici, dai proviamo a vedere di fare le municipalità, poi noi siamo così, siamo piccoli dal punto di vista... Tu hai cambiato idea un po'. Ma non è che abbia cambiato da idea. Da anni a questa parte, perché nel 2018 tu dicevi qualcos'altro. Ma vedi, dentro al meccanismo elettorale finisci per studiare le cose. Sì, sono d'accordo. E nello stesso tempo io lì a Venezia, quando ero in Consiglio Comunale, avevo un'esperienza quasi ridicola di quello che erano i rappresentanti delle municipalità, non ascoltati, quindi ti viene a dire non importa. Però se tu, credo che questo rappresenti ancora il collegamento con quel pensiero, se tu fai delle municipalità un luogo davvero di decisioni delegate, allora sì che funziona. Ma come tutta la struttura consiliare deve vivere della delega e della scelta della delega. Non c'è un sindaco che può essere quello che fa tutto. Il vero sindaco è quello che sa delegare e scegliersi i suoi delegati e fidarsi di loro, perché nell'affidarsi a loro si affida delle competenze e se questo affidamento non viene realizzato è perché in fondo tu non sai governare. Senti una cosa, anche noi come associazione, ma anche altre associazioni, mi viene in mente oltre a noi e prima di noi anche il Centro Studi Storici ha portato avanti tutta una serie di richieste, dunque a gran voce è sempre stato chiesto un museo civico per Mestre e diciamo che non c'è mai stata la possibilità neanche di dialogare, d'accordo? E ci sarebbero le possibilità o quantomeno i luoghi dove poterlo fare e pensare di regalare alla città un museo civico. Cosa intendi per museo civico? Museo civico, cioè non un museo dove fare delle mostre, ma un museo che contenga anche tutte le nostre cose. Noi abbiamo tante opere, mi viene in mente quelle del professor Beghetto, che attualmente si trovano scantinati di una via in una zona lontana dal centro della città, sommersa quando piove, c'è qualche alluvione, quindi sono tutti materiali, insomma, tutti un patrimonio archeologico anche noi ce l'abbiamo. Okay. Ma io mi chiedo perché non l'avete imposto a quella cosa, a quell'aborto dell'M9? Beh, perché Museo Primato, Fondazione Venezia... No, non è sì, è una fondazione. Sì, è una fondazione. Però è una fondazione che realizza una struttura all'interno di una comunità. Siamo d'accordo.
ci abbiamo provato, Credo che non è che non abbiamo provato anche con loro, cioè abbiamo voluto interagire anche con la Fondazione di Venezia. Ora è un momento in cui, dopo l'emergenza Covid, il museo tu sai che è chiuso, tutta quella parentesi lì è in questo momento in via di preoccupazione, perché ci sono risse, tutta l'impiantistica intorno è spenta, la gente si nasconde, sai com'è, no? Si può mettere grave men che non si dica, e dunque comunque adesso è arrivato anche il nuovo esattamente. Sì, però che tiene chiuso il museo. Ed è una cosa indecente, perché guarda, io sono presidente del Museo delle Scienze di Trento. Abbiamo lavorato come dei matti per poterlo tenere aperto in situazioni, come ovvio sapere, di precarietà. Quindi un museo è un presidio naturale di una città. Sì, però allora, quello è uno dei musei più sbagliati d'Europa. Cioè quella roba là non andava fatta, a parte con quelle piastrelle, quei colori, sembra di entrare in un gabinetto, una roba terribile. Ma poi nello stesso tempo tu non fai un museo del Novecento là dove le opere d'arte di che un turista vuole vedere, prevalentemente se le va a vedere a Venezia. Sai lì cosa si doveva fare? Adesso però mi hai dato un'idea, per quello ti ho chiesto che tipo di museo civico. Anche recentemente ho parlato all'associazione degli albergatori, ho detto lì andrebbe fatto un museo delle scienze e dell'astronomia, e siccome è così grande potrebbe davvero, perché il collegamento antico-moderno è fondamentale, andrebbero ripresi tutti quegli aspetti, diciamo, di testimonianza di una città. Allora, e la metti lì. Allora, guarda Stefano, adesso tu sai c'è stata l'emergenza Covid, a luglio è stato nominato Michele Bugliesi come presidente. Sì, ed è sbagliatissimo, perché, no scusa ti interrompo, perché lo vedo io, per la presidenza di un museo ci vuole una sensibilità che conosca le strutture museali. Io su questo ci ho lavorato una vita. Allora non possono prendere Puglisi perché l'hanno trombato come candidato sindaco e messo lì. Questa è l'indecenza italiana, per cui in posti strategici vengono messi trombati dalla politica. Ma dico, ma vogliamo scherzare? Ma io farei un sit-in, io mi metterei lì, mi incateno, non lo faccio entrare. Ma chi è il responsabile di questa roba qua? Questo è la vera indecenza. E tutti li ha presi dal Consiglio. Esatto, e chi glieli ha perché l'ho preso, eccetera, eccetera, non è andare avanti, perché tanto lo sappiamo. E anche poi è meglio non prendere denunce. Sì, certo. Perché già ne ho tante, le vinco, perché tu devi sapere che a Milano io con quelli che mi denunciano, eccetera, eccetera, poi li querelo e i soldi che io prendo li do al canile municipale. Sì. Tant'è che il giudice sa che io do quei soldi e quindi mi favorisce sempre. Pazzesco. Non me li metto neanche in tasca, niente, vanno. Adesso infatti, siccome ne piglio diversi, magari adesso l'ultima ha preso diversi soldi, 70.000 euro, da un noto giornalista, non dico, poi dopo quando spegniamo lo dico, da un noto giornalista televisivo, bella botta. Adesso con quello che vorremmo fare perché in realtà non è il canile municipale, è il canile che tiene Don Mazzi. La Brassa. Sì. E adesso volevamo fare un gattile. Ma fantastico. Sì. Complimenti. Grazie. Per detto questo. Senti, quali sono le tue proposte concrete per regolare i flussi turistici, ma che siano concrete? Ma noi vorremmo fare, sono stati fatti molti studi su questo, una carta di servizio, per cui con questa carta di servizio si deve regolare il flusso alla fonte, favorendo per esempio una presenza del turista su più giorni, essendo più caro invece chi prende un giorno solo, un mordi e fuggi, e con questa idea abbiamo fatto come uno slogan, dice tutti vengono a Venezia, ma non tutti allo stesso minuto, allo stesso tempo. Venezia deve continuare ad avere questa idea di accoglienza, però il flusso deve essere assolutamente regolato. Una carta di servizi che parlavo appunto con
il responsabile dell'associazione degli albergatori, loro hanno già tutti i dati, delle presentazioni, è inutile mettere i tornelli sono un'idiozia. No, tu regoli alla base il flusso turistico e lo incentivi sulla base della permanenza in città. Ecco, ti pare possibile che il museo più visitato è Palazzo Ducale? Sì. Guarda, io l'altro giorno, qualche mese fa, prima del Covid, io sono un papà diversamente giovane, dico in giro, orgogliosamente, sono un figlio di 16 anni, allora aveva 15 anni, andiamo a Capesa, poi fargli vedere la terra. E lui evidentemente ha di me una visione superiore al professore, dice: ma papà, ma sei bravissimo, hai tenuto il museo aperto solo per noi. Ho detto: no, guarda, non è che l'ho tenuto solo per voi, è che non ci sta entrando nessuno, siamo solo noi. Capesa. Ecco, allora una carta di servizio che ti consente di deviare i flussi. Certo. E poi la cosa strategica. È un po' come funziona, fammi pensare, perché è un qualcosa del genere. Però vedi, forse. sì, ma ormai in tutte le grandi città una carta di servizi diventa quella, sì, anche Berlino. Berlino soprattutto funzionava quando era circondato dai comunisti, è stato lì. E infatti è un esempio, quando io dico città-stato, penso proprio a Berlino, dove per farla vivere si defiscalizzava la presenza, si aiutava i ragazzi ad aprire delle imprese, perché vedi, la vera, sono due le vere strategie semplici. La prima è quella di riportare la residenzialità a Venezia e consentire una nuova visione, diciamo così, del mondo dell'artigianato, del mondo della piccola impresa. Ma l'altra cosa centrale è di costruire un rapporto organico e sinergico tra l'aeroporto e il porto e la stazione. Parlando con degli amici addirittura si diceva: no, la stazione di Mestre e di Venezia dovrebbero essere abolite e unificate lì dove è Pesta. Allora, quando tu hai questi tre poli di ingresso e di uscita dalla città in una relazione sinergica, capisci che diventa anche, non dico facile, ma razionalmente produttiva l'idea di controllare il flusso. Chiaro. Senti una cosa, perché sai che noi, la nostra associazione, come ti dicevo prima, noi rispondiamo moltissimo ai nostri follower, alle persone che ci seguono, e quindi sono state raccolte tante domande, devo dire la verità. Ne leggo qualcuna ogni tanto così. Allora, che cosa saresti disposto a fare o che compromessi in caso si vada al ballottaggio? Appoggeresti Baretta o Brugnaro? Allora, noi abbiamo questa legge che... Non rispondermi in politichese, Sì. No, abbiamo questa legge che definisce al primo turno, è semplice, è una legge che definisce, definisce al primo turno la struttura del Consiglio Comunale. Se noi non andiamo al ballottaggio, ma abbiamo dei bei dati, non è che ci siamo insaltati, noi avremo una pattuglia di consiglieri comunali. Siccome io in questi incontri do un colpo, una sberla a destra e una a sinistra, perché 30 anni e anche di più di gestione dell'amministrazione da parte del PD, PDS, DS, come si cambiano, loro cambiano i nomi, sono sempre gli stessi, ha sfasciato la città, ha ridotto Mestre a quello che è. Ti ricordi cos'era via Piave? Ecco, oggi cos'è? Noi facciamo rispondere ai tuoi associati. Ecco, questa cosa qui mi dice che per 30-35 anni di amministrazione sinistra si è ridotto a questo stato qua. Brugnaro, io non lo nascondo, quando lui si è presentato io ero contento, io dico: qui dà un giro, si è dimostrato peggio degli altri, allora do una sberla a destra e a sinistra, anche perché è l'evidenza, per cui io me ne sto con gli amici all'opposizione di Brugnaro e di Baretta. Torniamo un po' nel vivo. È un'altra domanda. Quindi mi chiedo se metterete in atto la legge del Rio, quindi elezione diretta, quella sulla municipalità, sulla elezione diretta del sindaco metropolitano con lo scorporo del comune in capoluogo in 2 comuni.
non è necessariamente c'è lo scorporo in due comuni. Perché dicono quello statuto è illegittimo e diciamo che i più grandi costituzionalisti lo hanno bocciato. Lo hanno bocciato. La città metropolitana esiste, questo è un dato di fatto, che poi non funzioni è un altro dato di fatto. Se noi, perché guarda, la prima cosa, se fossi sindaco, io diventassi sindaco, è un biglietto aereo per Bruxelles per portare le carte per chiedere lo statuto speciale di Venezia. Una volta che noi abbiamo lo statuto speciale, capisci che anche la realtà della città metropolitana finisce per funzionare, con bilanci ad hoc, con una fiscalità in relazione alle diverse esigenze, un po' come funziona, basta copiare bene, lo dico sempre così ai ragazzi, se non avete copiate almeno bene, come a Berlino, che è stata, diciamo così, la città che ha mostrato il valore politico-sociale della città-stato. Quando era assediata ha continuato a vivere, ad essere mi permetto di dire, un faro dell'Occidente, tant'è vero che poi il muro è andato giù. Quello è l'esempio che secondo me noi dobbiamo seguire. Io ero a Monaco in quel tempo a studiare, a insegnare, e quando ho saputo che cos'era novembre del 99, ho preso subito il treno, subito. C'ho un tocco così di muro a casa. Ah sì? Sì, me lo sono portato via. Sei un grande. No, ti dico la fatica di portarlo. È bello che... Senti, tanto sai che noi poi alla fine no, amiamo il calcio, siamo tutti quanti chef, si finisce sempre di parlare di calcio, però sì, noi abbiamo la nostra squadra locale di calcio, Mestre, e voglio parlare di questa cosa, perché l'associazione Calcio Mestre ha 111 anni. Se tu pensi, ci sono squadre che sono blasonate, che giocano in Serie A, che hanno vinto scudetti, che non hanno tutti questi anni. Quindi voglio dire, fa impressione leggere 111 anni, no? È senza dubbio una delle realtà sportive più radicate del tessuto sociale cittadino, ma di fatto negli ultimi decenni non ha mai avuto la considerazione che merita una squadra che porta il nome della città. Penalizzata, questa è una domanda che mi viene fatta da Andrea Coni-Sparaghini, che è un dirigente, un collaboratore della Mestre, e dicevo penalizzata spesso da scelte politiche che vedevano questa società più come un fastidio che una risorsa sociale, un'anomalia che non si verifica in nessuna altra realtà italiana, tanto da arrivare al paradosso che si vive sempre con il dubbio che ogni stagione sportiva sia l'ultima. Cosa si impegna a fare la sua lista in tal senso? Qui è complicato, anche perché parli da un tifoso del Venezia. Perché vedi, come in genere, non io, ma in genere c'è la moglie e l'amante, io come moglie il Venezia, come amante il Milan. Allora qui la questione è molto complicata, come sempre nelle cose sportive, perché l'idea di dei giallo-verdi neri non funziona troppo. E non è un caso che il Venezia resti, nel senso Venezia Mestre, resti sempre indietro. Allora, cosa fare? Si potrebbe fare una cosa, perché stare con degli amici, avevamo pensato. Allora, partiamo dal presupposto che ormai il biglietto dello stadio incide tra il 15 e il 20% della globalità di introito. Tutto il resto è televisione, sponsor e merchandising. Possiamo pensare a fare come hanno fatto a Verona, Hellas e Chievo. Chievo che cos'è se non vivono nello stesso stadio, convivono nello stesso, ma sono due realtà calcistiche diverse. Allora, se noi facessimo uno stadio come Dio comanda nel quadrante, bocciata, e ci sta il Mestre e ci sta Venezia.
Allora, lo stadio Baracca, pur storico patrimonio cittadino, rimane a tutt'oggi inadeguato per qualsiasi prospettiva di crescita, non essendo ancora omologato per la Serie C. Non crede che sia arrivato il tempo, lasciando da parte progetti faraonici, che di fatto si sono dimostrati irrealizzabili, che la città di Mestre meriti finalmente un impianto adeguato e funzionale per poter programmare il proprio futuro al pari di tutte le altre realtà? Sì. Però questo qui è un'esigenza che hanno anche i veneziani. Allora i casi sono due e non plausibili. Tu rimetti a posto il Baracca e metti di nuovo a posto il Penzo. Non funziona. Tu devi avere ma è possibile che il Milan e l'Inter trovino adesso la possibilità di fare uno stadio, Milano, adesso lo stadio San Siro tiene 82.000 posti, faranno uno stadio che sì e no arriverà a 50.000, sì e no. L'Allianz Stadium ne ha 45, 35-45 persone. Facciamo un bello stadietto e lavoriamo come Verona e Chievo. Un bello con due realtà, perché c'è poco da fare, il calcio appartiene al cuore, non si sa perché, ma guarda, cambiano mogli, amanti, amici, ma però la fede calcistica rimane sempre la stessa. Tu non puoi pretendere che un milanista diventi interista e che un interista diventi milanista, anzi c'è bisogno di educare. A parte Emilio Fede. Vabbè, poi si è visto come è finito. C'è bisogno, io faccio un appello a chi ci segue, dico, genitori in casa, soprattutto il papà, educate i vostri figli alla vostra squadra del cuore. Come dicevo io, milanista, un giorno mio figlio viene a casa, era l'epoca di Mourinho che vinceva tutto con l'Inter, lui aveva 6 anni, 5 anni aveva Federico, e dice: papà, ma se diventassimo interisti? Oh madonna, allora io gli ho fatto una cattiveria di cui ancora non dico mi pento, ma mi vergogno. Mentre lui era all'asilo, quindi non aveva 6 anni, era all'asilo, dalla sua cameretta gli porto via tutti i giochi. Arriva a casa e fa: papà, i miei giochi, te li ha portati via gli interisti. E dico: guarda, giù c'è Giuseppino era milanista sfegatato, dice: adesso va a parlare lui con gli interisti, te li riporti. L'ho distratto, dopo poco sono tornati i giochi. T'assicuro, non ha più pensato di cambiare squadra. Credo, Ascoltami, noi siamo quasi alla fine, ti faccio una domanda, torniamo alle cose serie. Sull'università. No, ma il calcio è serio. Molto serio. Mestre sull'università. Mestre vuole interagire di più con l'università, a partire naturalmente dal campus scientifico di Ca' Foscari, anche per valorizzare la sua storia ed identità di città di scienza e tecnologia. Una delle forme di tale interazione potrebbe essere l'istituzione di borse di studio per giovani dottorandi. Saresti favorevole alla creazione di un premio Città di Mestre finanziato in parte dal Comune, che se ne facesse comunque lui promotore per dottorati nelle discipline del campus? Sì, bisognerebbe, questo è un problema. Tu sei molto indicato, diciamo, per questo tipo di... Sì, perché guarda, sarebbe, quando io ti dicevo facciamo lì all'M9 Museo delle Scienze, delle Tecniche e dell'Astronomia, io vedo in Mestre la città del contemporaneo. Sì. Quando ti parlo di Mestre, che è la City di Venezia, Venezia ha la sua specialità, la sua peculiarità, che è quella di una grande tradizione storica. A Venezia non ci metti neanche un filo d'erba. Mestre è la contemporaneità, per quello a me fa rabbia quando non vedo da questi soloni dello UAV un'idea di progetto su Mestre. Mestre è la contemporaneità, quindi ben venga tutto un polo scientifico internazionale, perché la possibilità di una Mestre che è City della città lagunare è perché attrae capitali stranieri, perché nell'attrazione di capitali stranieri sviluppa poi un altro tipo di cultura e di socialità. Quindi a questo proposito portiamo avanti l'idea di una Mestre contemporanea con uno sviluppo dell'educazione tecnico-scientifica. L'Italia ha bisogno di questa cosa qui, ha bisogno, e soprattutto vedi come
l'M9 sbaglia a portare l'arte visiva, così è un errore portare qui delle dépendance di Venezia, lagunari. Deve esserci una specialità propria, una specialità che dia identità al luogo, e se questo luogo qui deve diventare un luogo della tecnologia, una smart city, guarda, non ci vuole molto, certo, non lo fai in 4-5 anni, uno deve avere una visione che vada almeno di là, ma qui Mestre da 30 anni, da 35 anni si è fermata nello sviluppo, progetta una cosa di questo genere che non è complicata. Un'ultima cosa, che è un tema che era stato affrontato anche in maniera energica anche durante la campagna referendaria, no? Cosa mi dici di un bilancio separato? I due bilanci comunali. Che poi sono Venezia, Mestre e Marghera, mi dicono. Mestre, si voleva anche mettere la Venezia insulare, cioè l'insulare, le isole Murano, anche perché Murano potrà avere un forte sviluppo se noi riuscissimo ad avere la città-stato. Ma può essere, ma è un palliativo. È un palliativo. Perché? Perché devi avere delle strutture amministrative adeguate alla competizione internazionale, e torno a dire allora la città capitale d'Europa con un suo statuto speciale, non la legge speciale che metteva i soldi in tasche sbagliate, no, uno statuto speciale in ottemperanza dei trattati internazionali. Allora in quel caso lì vedi che viene quasi automatico l'idea di una ridistribuzione economica, finanziaria dei valori della città. E i valori della città fondamentalmente li vedi, li testi sui valori immobiliari. Certo. Ecco. Quindi quando tu avrai una smart city come Mestre con valori immobiliari alti, una città come Venezia in cui i suoi palazzi storici possono essere dati a grandi istituzioni internazionali, alla FAO, a tutte le grandi, all'UNESCO, allora tu vedi che improvvisamente si ridistribuisce il flusso finanziario, non c'è bisogno di arrivare per decreto a due bilanci. Ecco, quindi io mi auguro che, io diventerò sindaco, ma chi diventa sindaco prenda per favore, gliele do io le carte, gliele regalo per il bene di Venezia. Ascoltami. C'è un detto, che non è un detto, ma insomma è opinione diffusa, che quando poi si arriva a Cafarsetti ci si dimentica della città di Mestre, ci si dimentica di tutti i discorsi che sono stati fatti riguardo, no? In questo caso a Mestre. Cosa mi dici? Dico che se sarà il mio caso... Cos'è il sole che busca un po' la stella, diciamo? No, peggio, molto peggio, molto peggio, sono gli interessi. Dove guarda, come hai visto, di nuovo faccio l'esempio su Milano, io ti posso garantire, e avendo visto a Venezia quello che succede, che gli interessi che si fanno a Venezia sono almeno 3 volte quelli che si fanno a Milano, 3 volte. Interessi che finiscono per... basta guardare il Mose è diventato il bancomat, 5 miliardi e mezzo. Io quando ho dovuto rimettere in piedi l'Arcimboldi a Milano, la Scala, abbiamo rifatto i termovalorizzatori, eravamo sotto la cifra del Mose. Quindi pensa che cosa significa sfruttare questa città. Allora non credo che sia il caldo, non credo che sia il sole, l'umidità, lo scirocco, eccetera, no. È che quando prevalgono gli interessi, e guarda, ci sono state anche persone, a mio parere, di livello, però se tu non sei circondato, io ho imparato questo, da persone a cui puoi delegare responsabilità e fidarti nella delega, e dopodiché dare una responsabilità assoluta, cogente, e allora prevalgono gli interessi. Questo nostro sindaco, non è che io stia adesso parlando di cose fantasiose,
questo nostro sindaco passa per uno che non delega, passa per uno che fa tutto così. E io ne ho conosciuta una così, perché non c'è in quella biografia che hai letto, perché io poi sono stato responsabile dell'arredo urbano, la delega della responsabilità dell'arredo urbano a Venezia quando era sindaco Letizia Moratti, subito dopo sì, a Milano, subito dopo Albertini. Albertini il secondo mandato chiude, mi sembra, al 63-65%, Letizia, che indubbiamente ha una sua finezza, una sua grande eleganza, neanche confronto con il sindaco qui, però aveva avuto quella stessa tensione all'accentramento delle responsabilità. Lei ha perso al primo turno con uno dei peggiori sindaci che ha avuto Milano, Pisapia, tant'è vero che il PD neanche l'ha presentato sul secondo turno. Certo. Senti tu, noi siamo un po' in ritardo, però visto che l'hai citato, era una delle domande che era in elenco, ma non c'è tempo. Sei favorevole al termovalorizzatore di cucina? Termovalorizzatori si devono fare, non ci sono alternative. Cioè se mi danno un'alternativa, allora io dico sì, questa è un'alternativa. Ma i termovalorizzatori non solo, io sono ferratissimo sui termovalorizzatori. Una volta vi spiego anche perché dei termovalorizzatori. In sostituzione, la discarica? Certo, ma peggio, tu ti togli scoasse e ti porti da un'altra parte. No, e devi pagare. E devi pagare, no, e per di più, se tu non hai un termovalorizzatore, guarda quello che succede alla mafia dello spandimento dei rifiuti. No. Certo, non è la soluzione migliore, ma cioè, noi facciamo scoasse e c'è poco da fare, allora devi trovare il modo. Quei termovalorizzatori a Milano ne avevamo messi 3, funzionano perfettamente, danno anche una redditività. Certo, quindi, e sarebbe un modo anche per controllare, no? Assolutamente. Però bisogna dire anche questo, che il termovalorizzatore funziona con la differenziata. Per favore, cittadini, Venezia, Mestre, fate la raccolta differenziata dei rifiuti. Noi abbiamo fatto recentemente, abbiamo fatto 5 incontri dedicati a Marghera, quindi con Bettin, abbiamo invitato anche l'assessore all'urbanistica Massimiliano De Martin, ed è stato molto interessante, ho scoperto anch'io tante cose, tanti dettagli, tanti numeri, tante cose che adesso non abbiamo il tempo di approfondire, ma che sarà sicuramente un argomento che dovremo riaffrontare, perché qui si parla molto di questo problema. Bene, se tu mi elenchi 2 dei tuoi peggiori difetti, noi siamo felici. Ma sono difetti ne ho più di 2. Allora, innanzitutto, cominciamo da un pregio. Ok. Mia mamma diceva che Giobbe a confronto di me è un impaziente, quindi ho una pazienza, però detesto l'ignoranza, e in questo detestare l'ignoranza divento irascibile, cioè non la tollero, la prima cosa. La seconda è che sono pigro, cioè se io trovo una poltrona mi ci siedo, ma non politica. Se è politica mi ci siedo anche su quella, perché se mi conviene. Ascoltami Stefano, ti lascio uno spazio per l'appello, che guardi la telecamera, chi ti segue, perché poi il voto, chiedi pure il voto, fai quello che vuoi. Grazie, noi abbiamo un bel programma con un partito giovane, snello, che non ha dietro di sé delle pendenze, il partito dei Veneti è anche presente in regione. Il progetto è quello di una vera autonomia della città, uno statuto speciale che finalmente dia a questa autonomia un senso di realtà e di possibilità di amministrazione attraverso una sua fiscalità controllata, che riporti il senso della quindi residenzialità e che ritrovi quei percorsi che sono molto semplici ma che per interessi non sono mai stati fatti, seguiti e pensati innanzitutto. Mestre, siccome siamo qui,
può diventare una grande, importante smart city europea, una city che ha affacciata qui di fronte a una delle cose più belle di questo mondo e può diventare davvero una città di forte attrazione di lavoro, di capitali e una nuova idea quindi di vita da un punto di vista urbanistico, da un punto di vista della qualità dell'esistenza quotidiana. Fosse così, devo dire, cari lettori, non dovreste lamentarvi. Allora noi ti ringraziamo. Grazie. Con te è sempre un piacere parlare. Grazie. Potremmo stare qui ancora un bel po', ma l'ho già detto, mi sembra. Io volevo ringraziare i fratelli Trevisan ancora una volta. Volevo ricordare a tutti quelli che ci seguono che gli incontri con i candidati sindaco domani riprendono. Alle 10:30 avremo Pierpaolo Baretta della lista Baretta Sindaco. Poi ce ne saranno altri 2, ma quelli ve li annunciamo domani perché altrimenti poi facciamo confusione, troppa carne al fuoco. Vi ringrazio ancora una volta Stefano Zecchi e vi faccio i miei migliori auguri. Grazie.